Veneto il nuovo DPCM è un semi-lockdown e rischia di creare una guerra fra poveri. Il governatore ha già inviato le sue osservazioni sulla necessità di garantire i ricongiungimenti familiari a Natale. Nuovo focolaio di coronavirus all'ospedale di San Donà di Piave. Gli screening hanno fatto rilevare una ventina di pazienti positivi. Sempre meno abitanti nel comune di Venezia. Nell'ultimo bimestre i numeri dell'esodo da Mestre e Marghera superano quelli di Venezia città. Sciopero dei servizi dell'infanzia il 9 dicembre, lo strappo tra sindacati e comune sui numeri del personale giudicati insufficienti da CGIL e UIL per garantire un servizio sicuro in periodo di coronavirus. Attivato il piano freddo del Comune di Venezia, ogni notte nella Casa dell'Ospitalità ci saranno a disposizione 35 posti letto per senza tetto, particolare attenzione per la prevenzione sanitaria. La Commissione Cultura del Senato domani in visita alla Basilica di San Marco. Sarà l'occasione per un sopralluogo in cui constatare la necessità di salvaguardare la cattedrale dall'acqua alta. I giocattoli sono al centro del calendario 2021 dei Vigili del Fuoco grazie alle illustrazioni degli studenti veneziani dell'Accademia di Belle Arti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Sono ore e minuti di attesa per capire, scoprire i dettagli del nuovo DPCM di Natale. In serata relazionerà il Premier Conte, ma tanti sono i dettagli già emersi e c'è una linea dura, quella delle regioni, soprattutto in materia di ricongiungimenti familiari. Da qui è partito oggi il governatore Zaia. Il ricongiungimento familiare il giorno di Natale, non vi cito neanche l'ultimo dell'anno, parlo del giorno di Natale, lo trovo che non cambia il corso della storia del coronavirus. Un decreto a cui mancano due cose, la coerenza e l'umanità. Un DPCM che il presidente Zaia oggi ha duramente contestato, mettendo nero su bianco tutte le osservazioni che lo stesso Veneto farà a Roma, nella speranza di essere ascoltato. I parenti residenti in comuni diversi non potranno vedersi nei giorni di 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Ci sono mille altre soluzioni per pensare di evitare gli spostamenti, magari giustificando coloro che hanno il ricongiungimento familiare, che è la cosa più dimostrabile che ci sia. I confini comunali sono chiusi negli stessi giorni, creando una disparità che Zaia ipotizza essere addirittura incostituzionale tra le grandi metropoli e i piccoli comuni di periferia. Nei nostri comuni tu di fatto vivi in regime di semi-lockdown, cioè non ti sposti più, cioè nei nostri comuni in quei giorni vivi l'effetto della zona rossa, anche se sei in zona gialla. Così creano conflitto sociale, creano guerra tra poveri, perché sarà inevitabile che poi ci saranno dei cittadini di serie A e di serie B. Un decreto incoerente dal punto di vista epidemiologico. Le osservazioni fatte sugli spostamenti sono, ribadisce Zaia, di sanità pubblica. La bozza è arrivata nella notte. Le osservazioni sono già state inviate, ma sono poche le speranze che il governo rimoduli il DPCM ascoltando le regioni. Zaia oggi ha parlato di procedura ormai diventata solo un cerimoniale di corte. Se chi lo scrive, quel sentite le ragioni, lo interpreta come dopo te che io mandi, che torna in Rio e lo pubblichiamo, le ragioni sono sentite, ma per modo di dire. Ma quello che conta sono i dati e le singole storie personali, quelle dei ristoratori a cui probabilmente a queste condizioni potrebbe non convenire nemmeno tenere aperto, eppure per loro non c'è traccia di ristori. Qui non c'è traccia di ristori, E poi un passaggio anche sul ruolo dei prefetti chiamati dal governo oggi a gestire il trasporto pubblico locale con l'apertura al 7 gennaio delle scuole. Non puoi, come si può dire, esautorare competenze regionali, perché bisogna puntare all'equa divisione del malessere. Mentre quindi si prospetta un Natale ad alta tensione sul fronte politico istituzionale, ci sono i dati di giornata. Siamo a 3.588 nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore, 1.636 nella sola giornata di oggi. Nel veneziano complessivamente 473 casi in 24 ore e 13 decessi. Ma il cluster principale si è sviluppato nelle ultime ore a San Donà di Piave. Gli screening
screening svolti nei presidi ospedalieri dell'ULSS 4 del Veneto Orientale hanno rilevato una serie di positività al Covid-19 proprio nel nosocomio sandonatese. Le positività riguardano 20 pazienti e 2 operatori dell'unità di medicina. Il personale aziendale è stato subito posto in isolamento. I pazienti sono in via di trasferimento al Covid Hospital di Jesolo. La situazione demografica di Venezia, il quadro che emerge è impietoso. Altrove sarebbe in cima alla lista dei problemi. A Venezia invece lo spopolamento è un dato di fatto scontato e sostanzialmente accettato con un certo fatalismo. Ma l'esodo di abitanti non è un problema solo della laguna. Nell'ultimo bimestre, dal 1 ottobre al 1 dicembre, Venezia città ha perso solo 60 abitanti, mentre in un contesto in cui tutte le grandi città del Veneto continuano a crescere, molti di più ne hanno persi Mestre, 174, e Marghera, 122. Ma soprattutto il saldo è negativo anche a Favaro e Chirignago, e non è un fatto inedito. In mezzo secolo l'entroterra veneziano ha perso quasi 30.000 residenti. A mettere con forza la questione sul tavolo a Cafarsetti è il gruppo Terra e Acqua 2020. Quando un comune viene trattato per decenni come una vacca da mungere anziché come una città in cui la cittadinanza deve essere tutelata, specialmente nella residenzialità che è un valore, questo è quello che succede. I dati sono di fronte a tutti, non ci si può più nascondere dietro un dito. Decenni di politiche fallimentari, assenti e completamente inefficaci per la residenzialità hanno fatto questo risultato. La fuga da Venezia, Mestre, Marghera, Favaro, spesso per trasferirsi nei comuni vicini, Spinea, Mogliano, Marcon, Quarto d'Altino, è inarrestabile. Lo spopolamento dell'intero comune di Venezia ha dimensioni impressionanti. Nel 1971 si contavano 363.000 abitanti, oggi sono 256.000. In meno di 50 anni è scomparsa una città delle dimensioni di Vicenza. Se a gennaio Verona è diventato il primo comune del Veneto per popolazione, superando Venezia, il sorpasso anche di Padova, con i suoi 215.000 abitanti, potrebbe avvenire entro il decennio. E sotto i 250.000 abitanti voglio ricordare che le municipalità vengono a cessare di esistere, municipalità che però sono già state spolpate di tutte le loro possibilità di azione a beneficio del cittadino. Allora questa non significa assolutamente che sia la fine di Venezia, ma ci deve essere una politica che mette il cittadino al primo posto, la residenzialità come valore e non come un fastidio perché si deve fare altro. E tra le situazioni più difficili c'è senza dubbio l'isola di Murano. Sarà un Natale nero e di profondo rosso a Murano, senza turisti e con le vetrerie quasi tutte chiuse. Le vendite del vetro hanno subito un crollo del 90% o più. Dopo una stagione fatta con l'80% meno di fatturato, il Natale non può che essere peggiore. Con tutte queste restrizioni, noi che viviamo di turismo siamo abbastanza isolati da tutto, perché il vetro e l'asfalto in millenaria senza il turismo muoiono. Il vetro si vende a Murano. Un simbolo di chi non vuole arrendersi è un maestro vetraio con la lettera maiuscola, Giancarlo Signoretto. Se a marzo andava male, oggi diciamo che sotto il Natale sì, è bello, quando vai fuori vedi le luci, basta, clienti non ce ne sono, fornaci, quelli che avevano qualche soldo a parte hanno continuato a lavorare. Io adesso il forno qui di fianco da me, il mio forno, lo uso solo per scaldarmi. Il maestro non le manda a dire. Noi facciamo il vetro, ma a chi lo vendiamo? A chi lo vendiamo se non c'è la possibilità di andare fuori casa, perché adesso ci sono tutte queste misure di sicurezza, allora dal venerdì puoi mangiare fino alle 6, vai in ristorante alle 10, poi non puoi più uscire, puoi portare fuori il canarino, no, il cane 2 metri di più, ma cos'è tutta questa storia? Siamo ridicoli, ci stiate prendendo in giro e noi siamo stufi, noi vogliamo continuare a lavorare. L'appello finale al Premier Conte. Siamo nelle vostre mani, naturalmente quando dico le vostre mani io parlo con i signori di Roma. Signor Ministro Conte, venga a fare un giro a Murano, è venuto per l'acqua alta, venga qui che adesso non serve che si bagni i piedi, venga a scaldarsi, ma non so per quanto, perché forse troverà ancora 2 forni aperti, poi non si potrà più scaldare.
E a Venezia sarà sciopero dei servizi dell'infanzia il 9 di dicembre, nuovo strappo tra sindacati e comune. La seduta della 10ª commissione del Consiglio Comunale di Venezia non è servita ad appianare le divergenze di vedute tra sindacati e amministrazione sulla situazione del personale dei servizi all'infanzia. Confermando lo sciopero del 9 dicembre, CGIL e UIL affermano che con l'emergenza Covid i numeri attuali del personale educativo, ausiliario e di cucina non possono garantire un servizio in sicurezza e di qualità. Ma c'è abbastanza personale o ce n'è poco, come dicono i sindacati? Allora, il personale naturalmente viene gestito in base al fabbisogno che noi rileviamo di giorno in giorno sulle scuole. L'attenzione da parte del Comune di Venezia non va a esaurirsi con le assunzioni di supplenti che abbiamo già fatto e che a oggi sono circa 90, di cui 60 supplenti solo per Covid. I 2 avvisi aperti che abbiamo per il reperimento di maestre e educatrici assistenti all'infanzia, che sono tuttora attivi, sono aperti, non hanno scadenza. L'assessore Besio vuole anche fare chiarezza su alcune polemiche che hanno investito il settore mense. Sui bis non concessi, ad esempio, sono le stesse linee di indirizzo regionale che lo sconsigliano, perché altererebbero i valori nutrizionali e calorici studiati per il bambino proprio sulla singola porzione. Ma soprattutto, aggiunge Besio, i pasti sono sani e controllati. In un momento in cui ci sono dei disorientamenti, delle paure nelle persone, far passare il messaggio, per esempio, che uno yogurt non gluten free sia stato somministrato a una bambina celiaca è assolutamente un messaggio sbagliato che incute timore, quando lo yogurt era assolutamente idoneo. Il nostro servizio di ristorazione scolastica è un servizio di qualità e di eccellenza. Il Comune ha affidato la gestione della ristorazione scolastica ad Ames, che attraverso l'azienda Vivenda raggiunge ogni giorno 90 scuole del territorio del Comune di Venezia con 12.000 pasti. Negli orari di punta i mezzi pubblici di Venezia e Mestre sono saturi e ben oltre la capienza prevista dal decreto anticontagio. La denuncia della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, che ha diffuso alcune foto scattate dai passeggeri. A Milano e Firenze, osserva la Sambo, le corse sono state confermate o addirittura potenziate. A Venezia si è assistito invece ad una paradossale riduzione delle corse. Cosa succederà il 7 gennaio quando riapriranno le scuole superiori? Si chiede Sambo. La partita politica è aperta. Intanto è stato attivato proprio dal Comune di Venezia il piano freddo. Vediamo in che cosa consiste. Arrivato il freddo, arrivano le temperature a ridosso dello zero, sotto zero la sera, e quindi il Comune di Venezia ha fatto partire come ogni anno il dispositivo per l'emergenza freddo. Anche quest'anno scatta il piano freddo per aiutare i senza dimora del territorio. Fino al 10 marzo sono stati rafforzati i servizi di accoglienza e sostegno ad hoc. Prevedono dei posti messi a disposizione di emergenza appunto in più rispetto al contingente normale presso la casa dell'ospitalità di Santa Maria dei Battuti. Lì troveranno appunto un posto caldo, delle coperte, un letto, una doccia calda e una colazione. Si dovranno registrare e passeranno 3 o 4 notti al riparo e poi possono riprenotarsi per ulteriori notti. Le modalità di accoglienza avverranno tramite prenotazione da parte degli utenti 2 volte la settimana presso la casa. Questo sistema negli ultimi 2 anni ha evitato situazioni di criticità e assembramento in stazione, garantendo un'accoglienza più strutturata e responsabilizzando l'ospite. Sarà previsto anche un protocollo particolare di misure anti-Covid, quindi il tampone eventuale, l'esame seriologico all'ingresso, tutti interventi fatti per ridurre al minimo il rischio che comunque esiste come in tutte le strutture. Da questo punto di vista è anche rafforzata l'attività su strada, quindi ogni sera 2 unità, una in centro storico e una in terraferma, garantiranno una copertura delle persone senza dimora che decidono di restare su strada, che non vogliono essere accolti in un dormitorio, attraverso appunto bevande calde, sostegno, ausili, coperte o vestiti più caldi. È sempre attivo il numero verde a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare situazioni di persone su strada in difficoltà. Il numero, attivo 24 ore su 24, è 800 589 266. La cronaca: oggi c'è stato un furto a Mira commesso da 2 uomini che si sono qualificati rispettivamente agenti di polizia e addetto all'acquedotto, che avendo avuto accesso in casa di 2 anziani simulando problematiche relative alla fornitura idrica si sono fatti mettere da parte 20.000 euro e gioielli in oro prima di allontanarsi. I carabinieri di Mira e Mestre stanno indagando e invitano la popolazione a fare attenzione. Sempre per la cronaca c'è da ridire
registrare un attacco hacker anche nei confronti della diocesi di Venezia. Anche il Patriarcato di Venezia è finito sotto il fuoco incrociato di un attacco informatico da parte di hacker che hanno cercato di sabotare i siti della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Come molte altre diocesi italiane, anche in Laguna l'attacco dei pirati del web è stato respinto, ma ha lasciato strascichi pesanti. Automaticamente si sono disattivate, proprio per evitare che molti dati riservati potessero essere copiati da persone estranee o non autorizzate, molte caselle e indirizzi di posta elettronica. L'iniziativa è stata respinta, ma la situazione non è ancora oggi tornata alla normalità. La Conferenza dei Vescovi Italiani ha sporto denuncia contro ignoti alla Polizia Postale che sta indagando a 360 gradi. Per l'attacco alla CEI era circolata anche l'ipotesi della richiesta di un presunto riscatto. Alla Conferenza Episcopale Italiana, secondo alcune voci, sarebbe stato addirittura richiesto 1 milione di euro. Notizia però non confermata. Da fonti CEI non risulta sia arrivata alcuna richiesta di riscatto. Adesso c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per parlare della Basilica di San Marco, dove domani arriverà la Commissione Cultura del Senato per un sopralluogo. A guidare la delegazione della Settima Commissione durante questa visita in Laguna sarà il Presidente Riccardo Nencini. A ricevere i parlamentari saranno il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, con il proto della Basilica, l'architetto Mario Piana. La Commissione farà visita quindi all'interno della Basilica e sarà anche l'occasione per un sopralluogo in cui constatare le varie necessità legate appunto alla difesa dall'acqua alta. Parliamo adesso del calendario 2021 dei Vigili del Fuoco, protagonisti i giocattoli. Dedicare un calendario ai bambini significa dedicarlo a un sentimento di speranza per tutti noi. Immagini bellissime che ci aiutano a ripercorrere la storia dei pompieri. Sono le parole del ministro dell'Interno Lamorgese a chiusura della cerimonia di presentazione del calendario 2021 ideato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'UNICEF e che si è avvalso anche quest'anno del prezioso contributo degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, autori delle illustrazioni. I protagonisti del calendario sono i giocattoli e di riflesso i bambini, che proprio nei pompieri trovano i loro eroi, forse perché, ha sottolineato il capo del Corpo Nazionale Fabio Dattilo, usano camion appariscenti, grandi gru e autoscale con luci e colori, o magari perché sono eroi che arrivano sempre al momento giusto per salvare la gente. Nel pomeriggio di oggi si è riunita l'unità di crisi della Protezione Civile regionale presieduta dall'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. È atteso maltempo per tutto il fine settimana, neve e precipitazioni. Sono attesi anche fenomeni di alta marea sul litorale. Comunque la macchina della Protezione Civile regionale si è messa in moto. A proposito di condizioni meteo, adesso per noi ci sono le previsioni. È tutto da Venezia e provincia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. Nuova fase di maltempo al nord-est per l'arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 dicembre. Sul Veneto qualche pausa maggiormente asciutta al mattino, tempo progressivamente perturbato a partire dalla seconda parte della giornata, con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni via via più diffuse, localmente anche moderate. Sulle zone montane e pedemontane limite della neve intorno ai 400-500 metri in successivo rialzo. Vento di scirocco a tratti anche forte. Vediamo anche le temperature minime tra 1 e 2 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra gli 8 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui vedete lo stesso scenario con molte nubi e con rovesci più diffusi e intensi entro pomeriggio sera, fenomeni anche forti durante la nottata. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sui 10-13 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, giornata perturbata anche qui con piogge un po' dappertutto, vedete anche intense, deboli nevicate sulle Alpi. Temperature minime intorno allo 0, meno 3 gradi, massime invece fino ai 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.